Noi lavoriamo per mettere insieme tutte le forze alternative a questa destra. Alle 19.33 Eli Schlein è arrivata ad Aquileia per il suo blitz in terra friulana, prima una visita sui luoghi della tragedia dell'Olcolat del 1976 e poi ad Aquileia per gli 80 anni della festa dell'unità. La segretaria Dem accolta da due ali di folla alla presenza del Politburo regionale. I temi fondamentali in vista delle imminenti scadenze elettorali 2027, tra questi, oltre alle politiche, anche i rinnovi dei comuni di Gorizia e Trieste, e forse le regioni. Sul capoluogo regionale tra Campolargo e scelta del sindaco, questa è la sua risposta. Quanto riguarda invece le amministrative, su Trieste come vi state muovendo? Ma noi sempre in questo modo, cioè anteponendo i temi che ci possono mettere insieme. Noi costruiremo alleanze appunto non contro gli avversari ma sempre per le cose che vogliamo fare insieme. Le priorità del Partito Democratico sono quelle che vi dicevo e molto spesso sono anche condivise con le altre forze alternative a questa destra. Sono quelle della sanità, della scuola, del lavoro, della politica industriale, dei diritti e della democrazia. Queste sono le questioni più importanti per noi. Devo dire che su ciascuna di queste abbiamo fatto proposte unitarie insieme alle altre forze. Ritorno dalle province? Intanto il governo dovrebbe rispondere sul perché l'unica priorità che ha scelto è quella di riformare una legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni e lo fanno perché hanno paura di perdere. Li capisco perché noi abbiamo messo in campo un'alleanza progressista molto competitiva che già ha dimostrato di saper vincere e governare bene insieme in tante regioni, in tanti comuni. Lo facciamo senza litigare, lo facciamo anteponendo l'interesse degli italiani. Quindi capisco la preoccupazione, ma non è una buona ragione per procedere a suon di forzature parlamentari a cambiare una legge elettorale, peraltro nel modo in cui lo stanno facendo, con una legge che vuole introdurre il premierato senza più toccare la Costituzione, perché dopo la batosta che hanno preso al referendum costituzionale con 15 milioni di no, Giorgia Meloni ha abbandonato il premierato, però sta provando a realizzarlo attraverso questa legge elettorale. Noi continueremo a fare muro. Il punto però è, in un paese che ha un calo di produzione industriale da 3 anni di fila, in un paese che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, ma ha le bollette più care d'Europa che pesano sui cittadini, sulle loro tasche e sulle imprese, come può essere la legge elettorale l'unica priorità di questo governo?